È bellissimo, la fettina di casta. Vedi? È girato e l'ho votato. Bicchiere oggi, e consegno io. Me lo insegno io a fare la fettina. Che buono. Chissà se niente come si fa una fettina di carne. Non è una cosa semplice, è antica complicata. Ora ve lo spiego io, si tira una fetta di carne, vedi com'è chiesto. Ci deve essere il grassetto perché se no non si a fare un massaggino e poi se la mangi. E allora si accende il fuoco, lo metti via, poi si mette un pochino di olio di sopra, lo sciarresi di olio, però, va bene? E poi massaggiatela con le mani, non la mano sinistra, cioè è più buona, quando la massaggiate la carne è più fragrante, ci sente un sciamuro proprio romanzo. E poi ci prendete raglia che è bello odorosa, e gliela sticcate come se fosse bruschetta. Ce l'avete a sticcare buono, bello spicchiato, perché sennò non viene buona. Allora, sta passando un sciamuro di raglia di 3 km. E poi mangiate che tu rimane. Cioè, alla fine ce l'aglio, sa bene. Poi il grassetto, diciamo, ci sta pure perché le non per la potenza. La padella è bella pollente, così se ci mette la carne in mano per la tonnetta. Lo vedi? In realtà si mette la padella fredda. Perché è un ciucco mio, diciamo un imperatore. Poi ci mettete ancora olio, dopo che l'avete massaggiato. E chi la vuoi? Cioè poi picchiate un ticchio di rosamarino e io lo mettete, no, picchiate prima l'aglia incamiciata e poi il rosamarino, perché sennò sarà riempire la padella per la china. Cioè mettete 4, 5, 6, 7 pezzi, rodici, piccolini, di lato, di sopra. Cioè poi pigliate un coltellino e ci lasciate la parte di lato, perché sennò quindi si triccia e quando fa un triccia poi non panno ve ne mano. Cioè poi questo di qua, vedi, accettare un po' accettare. Davvero se c'è la redazione di maglio e magliette, cioè alla fine ci sta sempre una cosa semplice, però una cosa molto complicata, sotto la panietta e poi la mettete, diciamo, antica l'olio, perché io l'olio, ma mangiare l'olio, proprio c'è avesse l'olio tipo a chiccarlo fino a terra. Poi c'è bello, la prendete, la mettete nel piatto, a cura, che avete fatto, c'è bello così, tale che sistema, tale che bella, tale che è bella, l'occhio sopra, oscuro, e chi si la fettina di carne? Vedi che è semplice. Cioè, onestamente, ma sapete fare una cosa del genere, una ticcia di sale, di capo, sale di trapano, poi, cioè, chissà si chiama fettina, la tagliate con le mani straglia, poi non se ne usa a casa mia.